si festeggia la sagra della fragola, è la città delle fragole, dove la Lega è il primo partito, è un comune dove appunto questa sagra richiama ogni anno centinaia di visitatori, e pensate, in questo comune costruiscono una gigantesca torta di fragole di oltre 1000 kg che viene offerta gratuitamente a tutti i partecipanti. E voi dite, vabbè, la Lega è il primo partito nel comune della sagra della fragola. Sì, piccola particolarità: questo comune non si trova in Val Brembana, non si trova in Val Camonica, non si trova in Val Vigezzo, ma questo comune è il comune di Maletto ed è in provincia di Catania. E qui la Lega è il primo partito, staccando tutti i competitori, perché come sapete la presentazione delle liste in tutta Italia ha dato anche queste sorprese. La Lega ha travalicato i consueti confini, e sicuramente il caso più emblematico, del comune più emblematico, è proprio il comune di Maletto in provincia di Catania, il comune della Sagra della Fragola, che è a giugno. Non si sa quale sia il giorno, ma forse ce lo saprà dire Antonio Mazzeo, che tra poco sentiremo in diretta con noi, che è mister preferenze a Maletto nelle liste della Lega, perché pensate, su 529 voti espressi lui ne ha collezionati 525, stracciando anche il segretario federale Matteo Salvini 525 a 5. Quindi Antonio Mazzeo veramente il re delle fragole e dell'Alberto da Giussano in Sicilia. Tra poco ci collegheremo con lui, un ragazzo di 25 anni che ha messo il cuore e la faccia dietro il simbolo della Lega Nord in Sicilia. Non è una cosa facile da fare, ed ha portato a casa un risultato veramente straordinario e stupefacente, perché figuratevi quanti pregiudizi ci potrebbero essere per la Lega Nord in un territorio come quello siciliano, dove comunque, per essere la prima volta che la Lega si è presentata in maniera, diciamo, strutturata e cosciente, il risultato è stato comunque più che buono, tanto da portare al caso del comune di Maletto, dove Antonio Mazzeo, dicevo, ha collezionato più di 500 preferenze, più di Salvini, uno dei pochissimi comuni, penso, in tutta Italia in cui c'è un candidato alle europee che ha preso più preferenze di Matteo Salvini. Antonio è in linea con noi. Ciao Antonio. Ciao, Allora, buonasera a tutti. allora Antonio, qua noi ci chiedevamo una domanda importantissima dal punto di vista politico: esattamente che giorno è la festa della fragola? Allora, la festa della fragola è il 14 e 15 giugno. Il 14 e 15 giugno, quindi direi di proporre al segretario federale e al Consiglio federale l'istituzione di questa Pontida al Sud a base di fragole. Andiamo tutti a Maletto e facciamo un secondo raduno. Magari un gemellaggio con il grana padano, oppure col parmigiano alle fragole di Maletto. Ma sai che forse si sposa bene parmigiano e fragole? Non lo so. Si sposa benissimo, dico, questa è una pensata che ho avuto stanotte. Allora provate a casa e poi fateci sapere com'è questo gemellaggio parmigiano-fragola. Sicuramente è riuscito il gemellaggio politico tra la Lega Nord e la città di Maletto, dove che prendiamo un po' a simbolo del Sud, che non ci sta a essere governato in un certo modo. Almeno questa è la lettura che diamo noi qui da Radio Padania. Qual è quella che ci dai tu dal posto? Infatti io mi muovo con l'onorevole Attaguile, come voi sapete. Noi abbiamo, diciamo, interesse a ramificare il discorso Lega Nord e autonomia anche al Sud, per dare un segnale politico di coesione tra Nord e Sud. Ecco, sicuramente quali sono state le battaglie che hanno portato a questo successo? Beh, certamente tu hai fatto un lavoro importante sul territorio, perché esatto, hai voglia, 500 preferenze non si indovinano così a caso. Ma poi qual è stato secondo te dei messaggi della Lega, del modo di presentarsi? Che cosa ha convinto al Sud in questa ultima tornata elettorale? La cosa che fa più presa fra la gente e che io ammiro di più è l'abolizione della legge Fornero. Quella è una porcheria che si deve abolire, perché ha portato solo disagi e disastri alla popolazione. E quindi ci sono anche i referendum nel comune di Maletto. Infatti ho mandato la gente a firmare.
E quante firme secondo te si sono raccolte a Maletto? Sinceramente non lo so perché sono al comune, dico non ci sono andato io personalmente, però abbastanza. Abbastanza, quindi anche il comune di Maletto sapete bene che sono gli ultimi giorni per andare a firmare, tra poco scadranno i termini, quindi affrettate gli ultimi, come si chiamano gli abitanti di Maletto? Malettesi? Malettesi, Gli malettesi. ultimi Anzi, vi invito a voi leghisti di venire a trovarmi, diciamo, per la Sagra della Fragola e per degustare un prodotto d'eccellenza, è una delle nostre economie più importanti. Esatto, io penso che anche questo fatto di essere un comune che vive e che ha il suo sostentamento principale anche da cose che sono naturali, che vengono dalla terra a chilometro sotto zero, abbia creato un'affinità immediata con tanti discorsi che la Lega porta avanti. È una mia Sicuramente, impressione. no, sicuramente Salvini e Attaguile che difendono l'agricoltura siciliana ovviamente fa presa il discorso. Ancora certo, ti dico la verità, è difficile perché devi far entrare alla gente in testa che praticamente la Lega non è più quella di una volta, il razzismo, anche se io giustamente non penso che sia razzismo pensare per il proprio paese. Certo, certo, né razzismo, evidenziare delle differenze e poi cercare di trovare delle convergenze. Ecco, Bravo, esatto, bravo. questa Cercare è di trovare queste convergenze è la parola che è perfetta. anche perché sennò finisce che affondiamo tutti. Allora, Antonio, io ti ringrazio molto per questo breve ma divertente e intelligente collegamento telefonico che ti sei prestato a fare oggi con noi. Ci sentiremo qualche volta qui da Radio Padania per sapere come va a Maletto e dintorni il proseguo delle campagne politiche per la Lega Nord e soprattutto per la libertà e la sovranità dei popoli. Perfetto. Grazie Ok. mille. Grazie mille ad Antonio Maletto, 500 preferenze nel comune di Maletto, Lega Nord, primo partito in provincia di Catania.
confini tradizionali, oggi sono andato a guardare i risultati degli elettori italiani all'estero, perché rivelano delle sorprese. In totale sono stati 1641 gli italiani all'estero per X ragioni con diritto di voto, che hanno appunto scelto la Lega Nord, il paese dove, diciamo, la Lega sfonda a livello europeo tra gli elettori all'estero è l'Estonia, con il 7,3% dei consensi, che è sicuramente un dato significativo da questo punto di vista percentuale, un po' meno da quello numerico, perché ovviamente sono poche le persone italiane in Estonia. Secondo posto la Bulgaria e Cipro con un 5% in entrambe le competizioni, dove comunque ci siamo fatti onore. Chissà se ci ascoltano magari su internet i 4 leghisti di Cipro, che salutiamo e abbracciamo, e che sono parte di quel 6,2%, di quel 1.600.000 voti, perché tutti questi sono assolutamente parte a buon diritto. Un grande risultato dal punto di vista sempre percentuale, quello che viene dalla Romania, pensate, 4,2%, 11 voti alla Lega Nord. Cavoli, questi 11 leghisti che vivono in Romania, chissà, un grande abbraccio da queste frequenze. Assolutamente è tutto per voi. Vi immagino, come immagino i 4 leghisti che hanno votato appunto Lega Nord e che vivono in Finlandia, dove la Lega si attesta a percentuali, diciamo così, sul 2%, che però il valore numerico sono 4 leghisti in Finlandia. Mi piace immaginare queste due coppie, magari di Bergamo o Brescia, che si sono trasferite in Finlandia, ormai esasperate dalla temperatura politica e diciamo dal surriscaldamento globale anche che sta investendo il nord, dove adesso fa caldo veramente tanto appena incomincia l'estate. Questi 4 io me li vedo, sono andati in Finlandia e hanno votato la Lega così, con una lacrimuccia di nostalgia. Mentre numeri un pochino più interessanti, attenzione, no, prima di dare numeri un po' più significativi, c'è una debacle leghista che io non mi aspettavo, perché in Irlanda ci attestiamo solo al 2,3%, con 19 leghisti irlandesi. In Grecia invece teniamo, perché prendiamo un 2%, compensate 23 elettori leghisti sul territorio greco, mentre andiamo in paesi dove ci sono numeri più rilevanti, perché sempre sul 2% è la percentuale dei leghisti in Francia, però stiamo parlando di 560 persone in Francia. Beh, potrebbero fare una bella sezione della Lega da qualche parte, magari gemellata col Front National. Vediamo di mettere in contatto questi 560 e di fare qualcosa di strutturato, che 560 sono un numero, attenzione, 560 sono tante persone, come le 347 che hanno votato la Lega Nord dalla Germania. Lì ci attestiamo sull'1,5%, molto difficile votare Lega Nord dalla Germania, chissà come hanno poi il giorno dopo detto ma no, cosa hai votato? Ma no, niente, non ho votato, figurati, eccetera. Invece in 347 proprio dal cuore della Merkel hanno tirato il loro voto anti-euro. E non sono pochi, perché se li ricordate 347, se li immaginate, sono una sala piena di leghisti appunto in Germania, mentre nel Regno Unito la Lega Nord si attesta intorno all'1,8%, 155 i votanti leghisti nel Regno Unito. In Spagna una flessione, siamo sul 1,8%, che comunque è un po' deludente. Anche l'Austria col 2%, ma stiamo anche qui parlando di numeri veramente risibili. Un altro numero di leghisti invece interessante è quello del Belgio, perché qui abbiamo una percentuale che va all'1,9%, ma le persone sono 168.
quindi 168 leghisti in Belgio. È ancora più facile che in Francia o in Germania fare un qualcosa, insomma, un'associazione leghisti all'estero. Non so se esiste, ecco, se non esiste bisognerebbe inventarla, perché comunque all'interno del conto generale dei voti, quel 1.600.000 erotti che vanno a costituire questa nostra metropoli ideale di cui parlavamo ieri, una città ben popolata di persone che hanno le idee chiare su tutta una serie di argomenti, contano sì i voti che abbiamo preso a Maletto, questi 500 voti di Maletto che fanno un po', diciamo, un distretto di questa metropoli, ma ci sono anche i 1.641 voti presi dalla Lega Nord all'estero, e ognuno di questi voti ha concorso esattamente come quelli votati, appunto, i voti espressi in Italia, esattamente come quelli ha concorso a portare appunto il risultato ai termini che abbiamo conosciuto. Ci sono poi delle sorprese che ovviamente non vi sto a dire ora, ma che riguarderanno la seconda parte della trasmissione. Faremo una brevissima analisi del voto su come si è ridistribuito l'elettorato della Lega, e vedremo anche di toccare altri temi e soprattutto di incominciare a dipanare qualche ombra, perché è chiaro, l'abbiamo detto anche ieri con Enzo Risso di SVG, che analizzando il quadro politico, che qualcosa è cambiato, il vecchio bipolarismo non c'è più, e quindi vediamo se si riesce a interpretare la fase nuova che è iniziata da un paio di giorni in maniera ormai netta, perché diciamo così, la debacle o il declino del Movimento 5 Stelle, oltre a essere un dato elettorale, è probabilmente un dato significativo, un dato politico, del fatto che non si può continuare a fare della sola rabbia un programma, e quindi in mezzo alle macerie di quello che una volta si chiamava centrodestra, ma che dopo vedremo ormai tanto vale chiamarlo così, non c'è più nulla se non un movimento che è in crescita, e che questa crescita però porta insieme una serie di responsabilità che iniziano da oggi, responsabilità che non vanno messe solo in capo al segretario di questo movimento, altrimenti si cade negli schemi del passato sbagliati in cui è tutto merito o colpa dei leader. La responsabilità di costruire qualcosa di nuovo ce l'abbiamo tutti, e non è molto difficile fare il proprio dovere, se si ha coscienza di quello che si è addirittura un dovere, perché andare a firmare i 5 referendum più 1, i 6 referendum, è una cosa semplicissima che ci toglie quei 30 minuti di una giornata, ma che contribuisce, esattamente come il voto dei 4 finlandesi della Lega Nord, contribuisce poi a fare un risultato che diventa un risultato significativo per la scena politica. Quindi affrettatevi e rimanete con noi, perché subito dopo questo spaccato che conoscete tra le 16:30 e le 17 ci sarà il GR, e poi torniamo insieme qua per il Rebelot del martedì.